visto che ho una filastrocca in via Lido Visentin e il soldato con la divisa trasandata. Stasera finalmente sono venuto in libero sito anche a me. Pensai gente, 4 mesi di soldato e mai una sera in libero sito sempre consegnato. Parto da casa con 2 lacrimette sugli occhi, ma contento di fare il soldato. Monto in treno a gratis perché paga il governo. Arrivo alla stazione, trovo un ufficiale e mi mette in fila insieme con gli altri. Nemmeno in caserma, in dalla divisa e lì sono diventato pacca soldato militare della patria. I primi giorni non si può andare in libero sita perché gli ho detto che dovevamo imparare a fare il saluto, ma a me con che la voglia che aveva da vedere i palazzi alti come l'accesa del mio paese, vedere il tram senza rotaie che andava in dove che vuole, vedere gli uomini vestiti a festa anche del dì della ora. Adesso vi dirò come da state mi sono già i primi 20 giorni di consegna. Un anziano mi viene alla parte e mi dice: ciao, siete bonde star di sentinella al portone della caserma? Sì, dico me, sono intelligenti di nascita e io gli dissi. E così gli anziani vanno in libero sita. Dopo mezz'ora di intervento il primo anziano e dice: che t'ho visto il colonnello? No, dico me, è questo dentro. Dopo poco che incapita un altro, se lo passa il colonnello? No, dico me, insomma già quanto ne ha per mezz'ora l'ho visto, se lo passa. Finalmente in lontananza vedo un piendegradi, mi intelligente, ho capito subito che sto piede è un pezzo grosso. A che voi sì che dico: ciao, sei tu il colonnello? Mamma mia, chi sono 20 che ti cercava in caserma e lì mi sono chiamati i primi 20 giorni di consegna. Una mattina il sergente che ha le lasagne qua sulla spalla e scomincia l'istruzione. Oggi vi insegneranno in quante parti si dividono i fucili, chi lo sa, sempre mille intelligente. Io gli dissi: bene, sentiamo. Dipende, che dico me, come dipende? Dipende da che altezza che casca il fucile. Sa ad esempio te le molizzo dalle punte del campanile, no quel della prova, ma quel del San Bonifacio, avevo paura che venisse ad andare in parti e va in fregole. Asino, mi disse, cosa ti serve la testa? E mi tranquillo e sereno che ho risposto: fa tenere mezzo la cravatta, benedetto, visto che non sapeva come rivendicarsi e il Megasnia che è in prigione ancora prima che finisce le primizie della consegna. E mi domanda: hai dichiarato che non sai leggere? Sei andato a scuola? Sì, dico me, e non hai imparato niente, non ho imparato perché il municipio per economia non ha fatto impizzare le luci e così mi tocca una scuola in caserma. E il primo giorno il mio maestro vuol sentire il mio ragionamento, a che voleva poco a capire che Ghinese Pucchi che ragiona come me. E mi dice: 2 mucche più 2 mucche cosa fanno? Il latte, che dico me. Pensai che ingiustizia, e che ho detto che l'ho tolto in giro e l'ho preso. Una mattina il tenente che ha la stelletta sopra la spalla, passando in rassegna si accorge che mi aveva imbuttata male la giacca e mi inquadra e poi mi dice: ah sì, no, non vedi che hai perduto un bottone? Ma signor tenente, dico: benedetto, hanno te di mia che gonza una buggetta. Hai il coraggio di fare dello spirito, lo smaltirai in prigione. O sgnaro quanta prigione. E mentre moggio mi lontano dal cortile della caserma, mi imbatto col mio signor capitano comandante della compagnia e mi dice: soldato, come ci trovi al reggimento? Voleva dire che male, malissimo, ma sono stato prudente. Così, dico: signor capitano. Come così? Cosa pretenderesti di diventare subito caporale? No, dico me. Sergente? No, dico me. Maresciallo? No, dico me. Tenente? No, dico me. Capitano come me? No, dico me. Allora cosa pretenderesti di diventare? Borghese, signor capitano. E lì Osgnaro mi ha consegnato per mancanza di spirito militare. Qualche giorno dice: come mai ci sono questa bella famigliola con pranzo fuori ordinanza, tasi il cagno,
sono fuggito e dopo che si va come che si vuole, già di fronte a Messantoli sono fortunato, perché poi ho Messantoli che ha fatto 4 anni di guerra e per mancia di Vasnia in galera, si è lodato Gesù Cristo.